io credo che debbono essere strumenti finanziari di supporto economico, perché è chiaro che per una squadra di basket che basa prevalentemente la sua sussistenza sullo sbigliettamento, sapere che per ancora molto tempo non avrà nessun tipo di entrata dalla presenza. Quindi una sorta di ristori per il mancato incasso, tra virgolette, io credo che si debba andare in quella direzione con le difficoltà, perché poi i mondi economici in difficoltà sono tanti, ma non possiamo dimenticarci che esiste certamente la Serie A del calcio, che però è un mondo a parte, ma c'è tutta una parte di sport cosiddetti minori, che minori non sono, come il basket, dove il professionismo ha comunque dei livelli di spesa che sono abbastanza alti. Potrebbero essere messi in campo dei ristori ad hoc per i mancati incassi io della credo Serie che A di non basket. sia alternativa, perché non abbiamo una prospettiva di breve termine di ripresa delle attività con lo spettacolo, con le persone presenti. Quindi... Siccome la C1 di calcio insieme alla pallavolo e il basket più o meno viaggiano allo stesso livello dal punto di vista della spesa economica, del monte stipendio, eccetera, avevano fatto delle richieste tra l'altro assieme, potrebbe essere un discorso che vale anche per loro? Beh, probabilmente sì.